Siamo col presidente Giorgio Dal Negro, ci parla dell'incontro di oggi sul piano casa. Molto affollato, quasi 200 persone dei comuni del Veneto che vengono a sentire la nuova formulazione del piano casa della Regione del Veneto, presente Marino Sozzato, vicepresidente della Regione, e l'architetto Fabris, il dirigente alla urbanistica. Credo che sia una giornata di grandissimo successo per ANCI e sostanzialmente anche per tutti i cittadini del Veneto, dato che il piano casa darà molte risposte alle loro aspettative. Il presidente ci dice qualcosa sulla manovra? La manovra è quella che è, a torto collo. Io ho insistito con i nostri 581 colleghi di accettarla senza tante storie e quindi dimostrazioni, perché sostanzialmente le istituzioni dialogano tra di loro. La Costituzione italiana parla dello Stato nazionale, delle regioni, delle province e dei comuni, e queste quattro istituzioni non possono protestare l'una con l'altra, ma devono semplicemente dialogare per risolvere le tematiche. Oggi l'impostazione di ANCI Veneto è un po' corretta rispetto al livello nazionale, nessuna protesta, invece fortissimo dialogo, che vuol dire, tradotto, che i comuni hanno già dato molto al debito pubblico, ora bisogna pensare alla questione ministeriale che deve dare ancora di più, e soprattutto alle regioni, partendo dalle regioni a statuto speciale che non sono più tollerabili ormai in questo Paese.